Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite, l'abbiamo raggiunto via Skype a Trieste, il professor Claudio Tiribelli, che è direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Buongiorno professor Tiribelli, sappiamo che è molto impegnato, quindi non le porteremo via tanto tempo, sappiamo che è in attesa di collegarsi appunto con un'altra parte del mondo. Il professor Tiribelli, dobbiamo dire, che è coinvolto praticamente insieme all'Università di Udine, ossia la Fondazione Italiana Fegato insieme al DAME, stanno lavorando praticamente insieme per trovare nuove metodiche, nuovi sistemi per diagnosticare, per fare diagnosi e per trattare il fegato, le problematiche del fegato. Professor Tiribelli, parliamo di questo progetto che vi vede appunto insieme DAME, UniUD e Fondazione Italiana Fegato. Ci metterei anche l'azienda, che è un Sì. ruolo importante nell'utilizzazione dei dati clinici. Il progetto nasce da una solida collaborazione tra la Fondazione, l'Università di Udine e il DAME, la scorta di una diagnosi precoce e una definizione rapida delle malattie di fegato per poi avere un migliore trattamento. Tutto questo passa per una solida e ormai definita attività clinica di DAME a livello patologico, soprattutto nelle persone del professor Solardo, che è il nostro vicepresidente della Fondazione, con la parte biologica e di base che è fatta dal professor Tell, e con la parte dei trapianti che è fatta dal professor Baccarani. Non ultimo c'è la parte legata al progetto Biobanche, che si appoggia sempre al DAME nelle figure del dottor Beltrami, che è il coordinatore del progetto assieme al professor Curcio. Tutto insieme è una collaborazione che noi abbiamo, che è una collaborazione quotidiana, che rientra nelle tante collaborazioni che FIF ha in giro per il mondo, ma che assume un ruolo importante per due motivi. Prima di tutto perché fa parte della regione. Io credo che una delle cose peggiori che si possa fare è quella dei campanilismi. Il mondo finisce a Barcola per i triestini e il mondo finisce a Prevariaco per gli udinesi. Sono quelle cose che hanno portato stupidissime cose attorno. Noi dobbiamo guardare non tanto solo a livello regionale, ma a livello nazionale e internazionale, perché solo così riusciamo a fare quella massa critica che poi può dare il risultato per l'utente che è il paziente. Ecco, si sta andando, Riguardo professore, mi scusi, si sta andando sempre di più in questa direzione, no? Più soggetti, perché così si costruisce una rete, è più facile confrontarsi, portare esperienze per creare appunto questa medicina a misura cucita addosso a ognuno di noi. La medicina personalizzata, esatto. Teniamo presente che noi in Friuli siamo 1.200.000 abitanti, che è meno di una media città mondiale. Quindi credo che questo rientri proprio nella massa critica, utilizzando tutte le eccellenze che sono presenti in regione, a cominciare dalle eccellenze cliniche, le eccellenze chirurgiche, le eccellenze di ricerca e anche le eccellenze di una nuova branca che sta venendo fuori sempre di più, che è l'uso dell'intelligenza artificiale nella medicina, cioè la possibilità che tramite dei progetti legati all'uso del computer si possa avere una diagnosi più precoce e anche più definita. Questa è una delle tante sfide che quotidianamente si vivono, e credo che la collaborazione tra un ente di ricerca come la Fondazione e un ente massimamente indirizzato alla medicina traslazionale possa dare quella massa critica
che possa essere utile per avere un risultato per cui il nostro paziente, il signor Rossi o la signora Bianchi, quando arriva in un nostro ambulatorio, riesce ad avere una diagnosi precoce, rapida, possibilmente non con l'uso di una quantità enorme di risorse che non servono a niente, ma che in effetti però sia focalizzata al progetto. Ecco, parliamo dello studio, no? Perché è stato fatto uno studio preliminare proprio per trovare delle terapie mirate. E vediamo a che cosa siete arrivati e parliamo un po' appunto di questo studio, in che cosa consiste dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della ricerca. Allora, gli studi sono più di uno. Sì. Il primo studio è quello che combina la nostra expertise con l'expertise del gruppo Sottel, che riguarda lo studio di una proteina nel fianco del fegato, la possibile utilizzo di questa proteina per una diagnosi precoce e quindi una terapia migliore. I dati sono totalmente nuovi, molto interessanti, sono stati raccolti massimamente da Udine e nel nostro laboratorio, da due post-doc, uno a livello di Udine e uno a livello di Trieste, di fondazione, e adesso si sta definendo il manoscritto da sottomettere a una rivista internazionale. Il secondo studio è uno studio sulla genomica e epigenomica del trapianto, che mette insieme il gruppo dei trapiantologi di Udine con la fondazione e il gruppo di genomica funzionale di Area, e lo scopo di questo studio è capire qual è l'evento trapianto, come gioca sulla genoma sia del ricevente, cioè dell'organo che viene impiantato, che del soggetto a cui viene impiantato l'organo. Anche questo è uno studio totalmente nuovo che noi stiamo portando avanti con Udine e in parte anche con il gruppo dei trapiantologi di Favaloro a Buenos Aires, che sono i più grandi trapiantologi del Sud America. Il terzo studio è uno studio che si basa sulla ormai pandemia di obesità, l'obesità, la sindrome metabolica, il diabete, l'ipertensione, che a livello epatico viene sviluppato con la presenza di fegato grasso. È importante fare una diagnosi precoce e questo insieme ai colleghi di Udine e altri colleghi europei. Professor Tiribelli, abbiamo qualche problema nel collegamento, l'abbiamo persa. Vediamo se si riesce a ristabilire il contatto. Ecco, l'abbiamo ritrovata. Lei ci vede? Ci siamo. Io la vedevo anche prima. Ecco, noi invece no, c'era sparito, era sparito dagli schermi. Dove era arrivato? Ecco, ci stava parlando del terzo step, cioè del terzo studio. E comunque, professore, questa quindi è la medicina del futuro, perché mi pare che questi studi siano già avanzati e che stiano dando dei risultati che fanno ben sperare. Sicuramente sì, ma tenga presente che come tutta la ricerca sia di base che clinica, la ricerca è io mi pongo un obiettivo, risolvo un obiettivo, me ne aprono altri 10 e quindi è un processo continuo. Però credo che a livello paziente noi abbiamo avuto un ottimo risultato, perché oggi come oggi riusciamo a fare diagnosi precoci utilizzando delle armi, tra virgolette, molto specifiche e anche molto economiche rispetto alla quantità spesso inutile di test che si fanno. Bene, non posso fare altro che ringraziare il professor Claudio Tiribelli, che ricordiamo essere direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato. Grazie per essere stato con noi, magari ci sentiremo più avanti per capire come sta andando, come stanno procedendo. Potrebbe essere bello avere ogni anno un colloquio per vedere a che punto siamo. È vero, è vero.
È vero. Grazie ancora, professor Tiribelli, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.